Allora io come sindaco di Chioggia e anche presidente della Fondazione della Pesca di Chioggia lancio veramente un allarme a partire proprio da Chioggia, perché questo problema della presenza del granchio blu, che giudico una specie aliena che sta invadendo ovviamente i nostri mari e le nostre lagune, non sia solo italiano o veneto, ma sia veramente di tutta l'Europa, perché il granchio blu sappiamo benissimo che non ha bisogno di un passaporto per andare anche in altri paesi ovviamente europei, e quindi abbiamo commissionato anche una ricerca all'Università di Venezia e i dati sono allarmanti. Questa prima parte di ricerca certifica che le femmine di granchio blu depongono da un minimo di 560.000 uova a un massimo di 6 milioni e 100.000 uova, quindi pensate la potenzialità di sviluppo esponenziale che ha questa specie. Ovviamente sta creando grossi danni alla nostra pesca, ovviamente pesca locale, ecco, sta distruggendo tutto il prodotto ittico dell'acquacultura, e quindi un allarme che poi ovviamente ci sentiamo di lanciare e di portare anche in Europa, perché questo granchio deve essere pescato e distrutto, ecco, nel vero senso della parola, perché sta veramente mettendo a rischio non solo il mondo della pesca ma anche le nostre coste, perché se questo granchio blu, che è molto violento, ecco, molto aggressivo, arrivasse anche ad invadere le nostre coste, vorrebbe dire anche creare un danno a tutto il mondo del turismo. Si sta avvicinando la primavera è aumento delle temperature esterna ma anche quella delle acque, quindi c'è una maggiore proliferazione di questo granchio che proviene dai paesi tropicali, quindi per cui c'è la necessità di trovare una soluzione condivisa con il settore e le varie istituzioni, per cercare anche di trovare delle soluzioni possibili per i nostri pescatori, perché ha dei danni pazzeschi. Quasi il 90% delle vongole veraci vengono mangiate da questi predatori, per cui non c'è soltanto il danno ambientale, ma c'è soprattutto quello sociale e economico dei nostri pescatori e delle nostre imprese del settore, che sappiamo che in Italia, soprattutto anche in Veneto, è uno dei motori trainanti dell'economia, la pesca. Quindi questo evento è un evento organizzato al fine di porre a confronto il settore, quindi tutte le categorie, la Regione Veneto, il Parlamento, la rappresentanza italiana e anche la Commissione europea, al fine di capire se c'è la possibilità e la volontà di condividere una possibile soluzione che è difficile da trovare, perché non è alla portata Il tema del granchio blu è balzato agli onori della cronaca negli ultimi mesi, quasi si trattasse di una situazione curiosa, di un caso da poter portare appunto quale notizia accattivante. In realtà si tratta di una vera e propria tragedia che sta distruggendo un comparto produttivo, economico, occupazionale che nel corso degli anni aveva raggiunto dei livelli di eccellenza, e parliamo della pesca e della molluschicoltura, in particolar modo dell'Alto Adriatico e del Veneto. Come assessore alla pesca del Veneto abbiamo raccolto una delegazione di operatori del settore affinché si possa venire anche qui in Europa, dove vengono assunte decisioni importanti per la pesca, per descrivere quella che è la realtà del nostro mare, delle nostre lagune, e per chiedere degli strumenti straordinari che siano cuciti come un abito sartoriale su misura per le caratteristiche del nostro territorio e del nostro mare. Sappiamo che si tratta di una realtà, di una specie invasiva che sta devastando un ambiente naturale, sta distruggendo la biodiversità, è un grandissimo problema da un punto di vista ambientale e sta naturalmente mettendo a grave repentaglio un comparto che oggi dà occupazione, dà crescita, dà sviluppo ad un'intera comunità, che è la comunità costiera del Veneto e del nostro delta. Senza risposte che siano risposte puntuali, purtroppo sarà difficile risollevare questo settore, e dobbiamo porre in essere delle azioni per la eradicazione o perlomeno la forte riduzione della presenza di questa specie, e per farlo ci servono degli strumenti incisivi, e per questo vogliamo rappresentare le nostre esigenze portando gli operatori che più di chiunque altro conosce la realtà del nostro mare e delle nostre lagune. Il delta del Po oggi, il comune di Porto Tolle e soprattutto la confinante Goro, i due comuni che Goro in Emilia Romagna, stanno soffrendo questa specie aliena che è il granchio blu, che ha invaso praticamente le nostre lagune, riducendo praticamente a zero la produzione delle vongole verace e della cozza. Tra l'altro Porto Tolle in sacca di Scardovare la cozza DOP.
ci sono 1500 persone a Porto Tolle e 1500 persone a Goro che sono praticamente a casa da lavorare con la produzione a zero. Il problema è esploso a giugno, evidenziato subito attraverso la regione del Veneto, la regione Emilia Romagna, il distretto Alto Adriatico, è evidenziata il governo che ha cercato delle misure ordinarie, ma noi abbiamo dello straordinario. Ringrazio l'onorevole Conte, l'europarlamentare Conte e Ghidoni perché sono interessate subito. L'intenzione è quella di creare quella filiera, quella sinergia istituzionale che parte dall'Europa sia per una questione ambientale, visto che comunque è compromesso anche l'habitat del delta del Po per quanto riguarda proprio la sua natura specifica, e naturalmente il settore della pesca che è oggi in ginocchio.